Il 24 febbraio ricorre l'anniversario della nascita della Protezione Civile. Quest'anno sono 31 anni. Sì, sono 31 anni dall'approvazione della prima legge quadro che istituisce il Servizio Nazionale di Protezione Civile, però ricordiamo che il Veneto si era già dotato di una legge già nel 1984, quindi dimostrando ancora una volta che il Veneto era all'avanguardia. Lo era e lo è ancora. E fino al 92, appunto, quando ci fu l'approvazione della legge nazionale, in Veneto comunque c'erano dei gruppi di protezione civile che agivano in maniera spontanea, non organizzata, che comunque va bene, però è altrettanto vero che un sistema organizzato deve prevedere la formazione e tutta una serie di aspetti che erano necessari. Con l'approvazione della legge del 92 si è iniziato a strutturare un sistema veramente ben organizzato. Ed ora abbiamo anche una legge nostra qui in Veneto. Sì, noi avevamo la legge dell'84, nel frattempo avevamo aggiornato tutta una serie di provvedimenti per rendere sempre adeguato ai tempi il nostro sistema di protezione civile, quello della Regione del Veneto. Abbiamo prima di tutto collaborato, la Regione Veneto ha collaborato molto nella stesura dell'aggiornamento della legge del 92 che c'è stata nel 2018. E dopodiché ci siamo concentrati nell'aggiornamento della nostra legge e abbiamo consolidato tutte quelle buone pratiche che già esistevano in Veneto e le abbiamo inserite nel testo di legge per dare un supporto giuridico ancora maggiore a tutte quelle appunto buone pratiche che già avevamo istituito in Veneto con atti amministrativi. Cosa significa far parte della Protezione Civile? Far parte della protezione civile significa sicuramente essere altruisti e questo però è una caratteristica tipica dei veneti, lo spirito di solidarietà, ma non basta, perché dietro una divisa di volontario di protezione civile c'è anche una grossa preparazione. I nostri volontari, è bene ricordarlo, non sono professionisti perché sono appunto volontari, ma sono professionali perché superano dei corsi, il corso base dura 40 ore e poi tutta una serie di corsi di formazione che consente loro di affrontare qualsiasi tipo di emergenza, ovviamente secondo le varie specializzazioni che ogni volontario decide di affrontare. Quindi un sistema che è strutturato in maniera capillare, 516 organizzazioni sparse sul territorio del Veneto, che sono in grado di affrontare qualsiasi tipo di scenario emergenziale. Quindi previsione, prevenzione, ma la protezione civile significa anche intervenire durante le emergenze. Negli ultimi anni ne abbiamo viste di belle, abbiamo avuto Vaia, l'acqua granda a Venezia e poi il Covid. Sì, ne abbiamo avute in Veneto appunto importanti, il Covid peraltro ha coinvolto tutto il territorio del Veneto, già Vaia ci aveva provato molto perché erano oltre 200 i comuni del Veneto coinvolti, però con il Covid è stata una prova veramente impegnativa perché tutti i comuni erano coinvolti, tutta la popolazione era coinvolta, la risposta è stata assolutamente eccezionale, più di 12.000 volontari scesi in campo che hanno garantito tutta una serie di servizi alla popolazione e soprattutto alla sanità, perché la sanità è in trincea, ma se dietro non c'è chi garantisce gli approvvigionamenti e la logistica è evidente che non ce la potevano fare. E invece i nostri volontari, caso unico in Italia, nel giro di 15 giorni hanno garantito 900 posti letto in più alla sanità, a costo zero per la collettività, ripristinando 6 ospedali che erano stati dismessi. E questo è un esempio di virtuosità che in Veneto il nostro sistema di protezione civile ha dimostrato ancora una volta di saper mettere in campo. E ricordiamo poi anche le altre emergenze, perché negli ultimi anni i nostri volontari sono intervenuti anche nelle varie emergenze, adesso c'è l'emergenza in questi giorni purtroppo del terremoto in Turchia, ma poi ricordiamo quanto è accaduto nel vicino Trentino, ma eravamo al confine con la tragedia della Marmolada, ricordiamo le Marche con quello che è accaduto qualche mese fa, siamo intervenuti anche a Ischia, al terremoto, solo per citare gli eventi dell'anno scorso, ma poi andando indietro tutti i grandi sismi che hanno colpito l'Italia hanno visto protagonisti i nostri volontari, così come la tragedia dell'hotel Rigopiano che ovviamente tutti ricorderemo per quello che ha creato in termini di vittime. Basta. Che dici?